If there's none, then the site is approved. Dopo 2 anni di negoziato, il Consiglio dell'UNESCO ha iscritto il territorio del Monte Grappa nella lista delle riserve di biosfera MAB UNESCO. Il Monte Grappa è da ora la 20ª riserva della biosfera italiana. Dopo le Dolomiti e le colline del Prosecco è arrivato anche questo importante traguardo in grado di dare un'enorme visibilità internazionale. È una grande opportunità per tutto il territorio, non solo per il riconoscimento di ciò che si fa qui in termini anche di prodotti enogastronomici, ma soprattutto a livello turistico è una grande opportunità, quindi dobbiamo prepararci a far crescere quella che è la cultura dell'accoglienza in questo territorio, prendere coscienza come cittadini di dove viviamo. Un traguardo giunto con un voto unanime, vista l'assoluta qualità e unicità del Monte Grappa, laboratorio di idee concrete e innovative in settori cruciali quali l'economia circolare e la mobilità sostenibile, in piena coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un'opportunità senza precedenti. Sì, per il Grappa sicuramente. Il Grappa negli anni ha pagato appunto la difficoltà di fare una programmazione unitaria tra i 3 versanti, perché appunto appartenente a 3 province, a vari comuni che facevano fatica a trovare linee comuni di programmazione per ovvi motivi. Oggi invece abbiamo sottoscritto con il sangue questo impegno per il futuro, dove tutto il territorio si impegna a fare una programmazione, una pianificazione condivisa. Per i valutatori la nuova riserva MAB del Monte Grappa rappresenta un ponte biologico tra la pianura padana e l'arco alpino sudorientale. Diventare parte della rete delle riserve della biosfera darà delle opportunità di integrarsi in una rete di eccellenze, di territori di eccellenza, le cui comunità hanno accolto la sfida dello sviluppo sostenibile. Il Veneto è uno scrigno che passo dopo passo sta ricevendo il giusto riconoscimento, è stato il commento soddisfatto del presidente del Veneto Luca Zaia, un risultato storico che i 25 comuni di 3 province hanno accolto con grande favore. A tutti i 25 comuni del massiccio del Grappa che lavorano insieme per valorizzare questo territorio, questo grande patrimonio dal punto di vista naturalistico, storico, e dove cultura e soprattutto tradizioni e capacità anche imprenditoriali possono trovare sviluppo. Avremo poi una serie di opportunità per aumentare il benessere di tutti, garantendo al tempo stesso la qualità ambientale, il progresso economico e anche l'equità sociale. Una opportunità che condivideremo con i nostri cittadini per far capire il valore di essere all'interno di un circuito che ha valenza mondiale.